Col presidente Maurizio Giuseppucci, che dopo il trionfo del proprio Cotton Club nella finale della Regione Lazio ha potuto abbracciare anche il primo titolo nella storia della Lega Calciotto e nella storia del Cotton Club di campioni d'Italia. Le emozioni al riguardo e quali sono i prossimi orizzonti? I prossimi orizzonti sono confermarsi su questi livelli, anche se non sarà facile, però abbiamo visto che se si lavora bene. Sì! E con loro è difficile lavorare bene, sono un branco di matti e possiamo fare queste cose qui. Abbiamo fatto qui a Alba, che abbiamo fatto in 2 anni, partendo dalla A2, vincendo tutto in A2, vincendo tutto in A e non lo so, l'anno prossimo saremo uno scarabocchio sul petto e sarà piacevole però da vedere. Come hai visto gli Tsunami di Milano e come vedi l'evoluzione che questo campionato ormai ha iniziato e sembra non poter più fermare? Beh, si vede che comunque sono partiti dopo la realtà romana, c'è ancora discrepanza e differenza fra le due realtà, però magari facendo un lavoro parallelo e avendo la realtà romana come stimolo e come scia possono crescere più velocemente di noi. Grazie al presidente Giuseppucci e appuntamento alle premiazioni di stasera.